rapporti etico-sociali. Titolo terzo, rapporti economici. Titolo quarto, rapporti politici. Parte seconda, ordinamento della Repubblica. Titolo primo, il Parlamento. Articoli da 55 a 82, sezione prima, le Camere. Sezione seconda, formazione delle leggi. Titolo secondo, il Presidente della Repubblica. Articoli 83, da 83 a 91. Titolo terzo, il Governo. Articoli da 91 a 100. Sezione guarda avanti. Ascolta. Esco. Non sfotto. Quanto poi في دماغه لازم شغلهم جو الاحوال. جو الأحوال بنعمل كده دي حطوا على الشارع. Titolo sesto, garanzie هقول انا برضك عملت كده ممكن اربعه. يعني قاعد 5%. sezione prima, la Corte Costituzionale, sezione seconda, revisione della Costituzione, leggi disposizioni transitorie e finali. بتشغلوهم ببلاش. Non بتاع الشباب Infine, ecco qui un riassunto di altre parti della Costituzione di cui parlavamo prima, quelle relative al diritto alla salute e al lavoro, diritti collegati ai rapporti tra le persone. Famiglia e matrimonio, articolo يا ابني انت جاي محزنه يا ابني عندك هو صبح من جنبه صبح عشان مش هيسوي انتوا الاتنين مهيسين هات يا اسطى البتاع يا اسطى. بس هقول لك حاجه اديك السماعه. السماعه بتاعتك الدي جي بتاعك مش معاك لو ما عادش يا ابني. انا معايا سماعه ده الرقم بتاعك يا اخي. famiglia e بس كده اشوفه فيش ولا لا. نصرت شويه صور في البحر وشي جاي ابيض اكنه مدمون كده anche se Una volta in Italia giocavi vivo in Italia. all'obbligo di istruzione e hanno Aduna te, lavoro se non stiamo e grado, anche se la scuola e tutti gli allievi e le allieve straniere hanno بطل قبل diritto a الامتحان accedere e frequentare اركب anche se loro o i loro genitori sono privi del permesso di soggiorno, come dice l'articolo 4 الراس دي تلزمني هاتها عاد ما كيف هات الراس؟ 1999. Il diritto ليش all'istruzione scolastica dei هات بس هشوفها هديهولك. sul territorio italiano è affermato in modo vincolante da numerose convenzioni, documenti e normative internazionali, europee e nazionali. Tra le convenzioni l'Italia ha ratificato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in che all'articolo 28 ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita e per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. Si tratta di doveri importanti per il genitore verso il figlio. Secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche se l'obbligo dell'istruzione, scuola obbligo superiore ed infanzia, regole e istruzioni obbligatorie. Cose importanti, molti approfondimenti nelle puntate successive, la Costituzione parla di diritti, anche se come gli altri legati ai diritti ci sono anche delle regole e dei doveri, come quello di provvedere al mantenimento e all'educazione dei figli, ad esempio, abbiamo detto, uno dei diritti dei punti centrali è la questione del lavoro. Sin dal primo articolo. Ricordiamo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma di lavoro si parla anche in molti altri articoli riguardo le اسمع بقى الحته المزمار اللي جايه دي Lavoro, articolo 4. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo che non la loro registrazione presso gli uffici locali e centrali secondo le norme interne.
Le condizioni per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscono un ordinamento interno a base del salute e previdenza Bene, mi spiega. E te, anche Dottor Holmes. al diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano permessi ed effettuati in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. بس قرار بالبال فلوس Questa idea secondo la quale dal centro si va sempre verso la periferia, sempre per livelli, la ritroviamo nel modo di organizzarsi della Repubblica a livello di territori locali. Il territorio del paese, Oh my god, selfie. grazie alle riforme, sono le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni. Ogni regione ha un posto di dello Stato, un presidente, un'assemblea ed un governo. Ognuno di questi gestisce il proprio Fai la prende, però, va. delle leggi. Via cosa In questo modo ciascuno vive dentro un comune e si trova all'interno di una provincia, la quale si trova dentro una regione, porzione più grande di un territorio per che compongono l'Italia. Come Dammi fra un tuo paese, bene, un bene Stato là. che a sua volta fa parte dell'Unione Europea. Ora torniamo ancora un po' alle nostre tabelle informative, no? E che ne pensi Ale? Ok, sì. Dunque, torniamo alle nostre mappe e tabelle sull'Italia. Allora, abbiamo visto con la mappa e l'immagine di prima che l'Italia è al centro del Mediterraneo, dunque è un luogo, dicevamo, da sempre di collegamento e di cerniera tra nord e sud, tra tante parti del mondo.